Allontanare il lupo con pallottole di gomma e secondo regole molto precise. È l'obiettivo della sperimentazione chiesta dalla Polizia Provinciale di Vicenza e autorizzata da Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Regione Veneto e ISPRA. Sono già 120 le predazioni formalmente denunciate nel 2024 nel Vicentino, tutte concentrate nelle ultime settimane. L'altipiano Asiago è la zona che ne risente molto di più perché ha un numero piuttosto alto di malghe e animali giovani in maggior parte delle maghe. La sperimentazione comincia nei prossimi 4 mesi dai territori di Arsiero e Torrebelvicino. Per l'area di Asiago e dei 7 comuni le cose sono purtroppo più complicate. L'altopiano, a differenza dei territori in cui già sono operative queste misure, è molto più ampio e molto più interessato da questa tipologia di fenomeni su scala più ampia e quindi sarebbe ancora più difficile riuscire ad attivare questo tipo di sistema di dissuasione. La Polizia Provinciale allo stato attuale ha poteri abbastanza limitati. Il nostro intervento è a consuntivo, nel senso che purtroppo noi andiamo a verificare le predazioni, compiliamo i verbali idonei e dopo purtroppo ci dobbiamo fermare lì perché non possiamo fare nient'altro se non siamo autorizzati dal Ministero. Solo agenti adeguatamente formati potranno imbracciare il fucile con le pallottole di gomma, calibro non superiore a 12, distanza di sparo di almeno 30 metri. Grazie ad alcune fototrappole già installate sarà verificata la presenza costante del lupo in un'area e i punti di passaggio vicino ad allevamenti di animali da reddito. Si interviene lì dove altri sistemi preventivi, cani da protezione, recinzioni elettrificate e assenza di elementi attrattivi per i lupi si sono già dimostrati inefficaci, tanto che le predazioni sono continuate. Agli allevatori e ai malghesi colpiti dal flagello delle predazioni arriva un invito alla coesione. Muoverci tutti assieme perché la percezione, le difficoltà, la sensibilità sociale ed economica di enorme disagio che abbiamo venga percepito a livello romano e a livello europeo, riuscire a metterci insieme per far sentire forte la nostra voce.